Allora, questa sera a Cornuda abbiamo avuto l'onore di sentire Giuseppe Vazza, testimone e superstite soprattutto del Vajont. Quanto è importante ancora raccontare questa tragedia anche per fare giustizia con le parole. È importante perché purtroppo gli anni passano e purtroppo questa tragedia viene dimenticata. Ovvero c'è anche del negazionismo perché vorrebbero che il Vajont, che è stata una vergogna a livello nazionale, venisse soppressa in modo che non far più conoscere a nessuno. Allora io le faccio una confidenza, no? Questa sera abbiamo parlato della diga, sono stato uno dei fondatori delle guide, degli informatori della memoria, ma adesso dopo il Covid ho rinunciato a fare quell'attività là perché mi sembra di defraudare un po' la gente, no? Perché la gente che i turisti che vengono pagano per vedere la diga, quell'enormità della diga, ma io mi sto battendo perché le scolaresche che studiano il Vajont vengano agevolate anche con dei prezzi accessibili anche per venire a visitare la diga per studio, capisco. Il turista Sì. può pagare, ma il ragazzo, ci sono delle famiglie anche che hanno più di un figlio e non hanno la possibilità di far fare una giornata intera sul Vajont e pertanto questa sarebbe l'intenzione di arrivare a questo. Ecco, lei quante persone ha perso in quella tragedia? Io ho perso 14 familiari, però di queste 14 persone solo 7 sono state trovate e nel cimitero di Fortonia, come ripeto, ci sono ora 1910 cippi che rappresentano i 1910 accertati, quelli accertati. E praticamente bene ha fatto l'amministrazione comunale di farli, per ricordarli tutti, perché i morti riconosciuti e sepolti con una lapide fatta anche dai propri familiari sono 702. 740 erano croci bianche senza nome e più di 420 sono state le persone mai ritrovate. Quindi adesso questi 1910 CP almeno ricordano un po' tutti quelli che a prescindere se sotto ci sia o non ci sia la vittima, no? Si è cercato di salvare quelli riconosciuti, di salvare le generalità proprie. L'ultima domanda, come ha fatto ad andare avanti dopo tutte quelle perdite? Allora, io ho avuto, nella disgrazia, ho avuto una grande fortuna che la enuncio sempre, la dico sempre. Sono stato obbligato quasi a aprire per emergenza la mia attività, per dare da mangiare ai superstiti, no? E quindi mi hanno obbligato a aprirla e di una macelleria nuova che mi avevano tamponato tanto per far arrivare a questa emergenza e quindi ho capito che mai più sarei arrivato di avere una giustizia anche economica su quel livello là. Però a rimettermi a lavorare, rimettermi a contatto con i superstiti, L'ha salvata. mi ha salvato. Ho potuto riappropriarmi della mia vita che si stava perdendo perché purtroppo nel dopo Vajont
molte cose non andavano dal verso giusto c'erano delle cose da non parlarne più. Grazie.